Venzone innanzitutto offre Venzone, cioè come paese, appunto come lei giustamente ha detto, un monumento nazionale da 66, è un paese da visitare innanzitutto. Nel contesto di questi c'è anche tutta una serie di eventi che vengono svolti dentro la cittadina murata, al di fuori, nelle frazioni. Ci sono eventi per ogni gusto, ci sono sia eventi di tipo culturale come mostre, poi abbiamo anche un museo della terra che è abbinato, diciamo, al Parco delle Prealpi Giulie che noi il comune fa parte, e lì abbiamo una mostra, diciamo, della natura che ci circonda, con la ricreazione di ambienti naturali, della flora e della fauna che si trova qui nella zona, e con anche la storia, diciamo, del periodo geologico. Concerti di musica classica, concerti di organo in duomo, poi abbiamo rassegne di musiche giovanili, rassegne di cinema all'aperto, abbiamo le sagre, poi abbiamo ogni seconda domenica del mese un mercatino dell'antiquariato che si svolge lungo le vie del paese. Il 9 di luglio abbiamo l'apertura di una mostra di cultura, il 10 luglio abbiamo la seconda domenica, abbiamo il mercatino dell'antiquariato. Prosecuzione di una rassegna di cinema all'aperto che vengono svolte oltre che a Venzone anche nei borghi limitrofi. Abbiamo il concerto del complesso bandistico con le maggiorette in piazza il giorno di Ferragosto, che tradizionalmente viene fatto appunto in quel giorno. Abbiamo le due sagre, non tanto a Venzone ma nei borghi limitrofi, nella frazione di Piovere e nella frazione di Porti, due sagre tipiche del luogo, caratteristiche. Organizziamo l'amministrazione Pastry Chef che, con la collaborazione di una pasticceria d'altri tempi che si trova qui a Venzone, sotto la loggia viene fatta una specie di gara con la creazione di torte a base di dolci. Festa della zucca che è giunta quest'anno alla 24esima edizione, è una festa che è nata un po' così per scherzo e dopo ha preso piede, diciamo. Si è voluto però abbinare la bellezza medievale del paese abbinata al prodotto zucca, quindi in quel giorno vengono ricreate taverne, vengono ricreati ambienti medievali che comunque il paese già di per sé stesso è un bel palcoscenico, e sono 2 giorni di festa in cui si potranno degustare prodotti tipici a base di zucca. Abbiamo un 30-40 mila visitatori che usufruiscono di questo, diciamo, spettacolo che noi offriamo. Questo appuntamento viene svolto nel quarto fine settimana di ottobre, e per chi ovviamente volesse essere più curioso deve consultare il sito internet www.venzoneturismo.it. Qui troverà, oltre a quello che ho detto io, numerose altre iniziative che vengono svolte all'interno del nostro paese.